Intensità, violenza in poche ore di tantissima acqua che ha messo in difficoltà e in crisi di nuovo molte zone del Veneto, anche se a macchia di leopardo è quasi peggio del 2010. È quasi peggio, ma ormai ci stiamo, ahimè, nel bene o nel male, attrezzando con i modelli previsori che abbiamo, sia quelli generali del territorio ma anche quello specifico che abbiamo su Vicenza. Ormai riusciamo a prevedere almeno 24 ore prima e quindi dare il segnale d'emergenza per tempo. Su questo anche tutto il mondo del volontariato, della protezione civile, questa volta abbiamo per ora utilizzato circa 2000 volontari che si sono messi a disposizione. Anche qui ormai l'esperienza ci dice che e ci dà un risultato positivo nel dare l'assistenza ai cittadini e alle imprese. Si può dire che si rientra dall'emergenza oppure è un'emergenza che rimane, visto che comunque il prossimo weekend sarà pioggia di nuovo? Ma è un'emergenza che rimane, ormai l'emergenza è 365 giorni, che sia essa per l'alluvione o per la siccità che ci sia, eccetera. Il problema è che evidentemente tutto sta cambiando e quindi la programmazione stessa del territorio deve essere ovviamente rivista rispetto alle nuove realtà che ci sono anche dal punto di vista atmosferico.